Il nostro Paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Oggi abbiamo superato 13.155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, è una ferita che mai potremo sanare. Ecco, allora non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Fino al giorno di Pasquetta, 13 aprile, sono confermate le misure restrittive per arginare il contagio del coronavirus. Se allentassimo le misure, ha dichiarato il Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di ieri sera, gli sforzi sarebbero vani. Mi dispiace molto che cadano a Pasqua, una festa tanto cara a noi italiani. Ci sarà presto una fase 2 di allentamento graduale e di convivenza con il virus. E poi la fase 3, l'uscita dall'emergenza, della ricostruzione e del rilancio. Ma non è scontato che la fase 2 inizi proprio il 14 aprile. Lo faremo quando gli esperti ce lo diranno. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti in prospettiva di tornare a lavorare in sicurezza. Rimangono sospesi gli allenamenti per le società sportive e gli atleti professionisti. Ovviamente gli atleti potranno allenarsi in maniera individuale ma non collettiva, ha spiegato il capo del governo. Vengono rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali. Non abbiamo affatto autorizzato, spiega il capo del governo, l'ora del passeggio con i bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagno di un bambino, ma non deve essere l'occasione di andare a spasso. A spiegare meglio l'interpretazione della circolare lo ha fatto il presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del comitato scientifico Alberto Villani durante la conferenza delle 18 alla Protezione Civile. Se si esce di casa con un bambino rispettando le norme per un motivo preciso è previsto dai decreti, si può fare, ma non c'è alcun motivo per portare a spasso un bambino in carrozzina, non va fatto e può essere imprudente, ha concluso Villani. In Sicilia la situazione è leggermente diversa ed è ancora più restrittiva, non si potranno fare passeggiate con bambini anche vicino casa ed è assolutamente vietato svolgere attività sportiva all'aperto. Lo ha confermato il presidente della regione Musumeci, che ha firmato un'altra ordinanza. La nuova circolare del Ministero dell'Interno in Sicilia non si applica. Mi riferisco alla possibilità che viene concessa ai minori, soprattutto per poter fare in compagnia di un genitore la passeggiata vicino casa. Io ho l'impressione che in Sicilia si sia perso il punto di riferimento, nel senso che siamo tutti convinti che il peggio sia già passato e quindi possiamo permetterci anche qualche lusso. Purtroppo non è così, perché il picco da noi deve ancora arrivare, non lasciamoci condizionare dalle notizie che arrivano dal nord, dobbiamo rimanere a casa perché rischiamo di bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo mese. Dobbiamo resistere ancora per qualche altra settimana. Vedo molta gente in giro, soprattutto nei grandi centri, e questo è davvero un comportamento irresponsabile sotto ogni aspetto. Non possiamo permetterci questo lusso. Ecco perché continuo a seguire la linea del rigore e della fermezza. Mi dispiace. Ci sono casi particolari di persone affette da particolari patologie, minori e non. Bene, in quel caso, se certificati dal medico di famiglia, possono essere ammessi per fare un breve giro sotto casa assieme al genitore. Però siamo in guerra, non ce la possiamo prendere con nessuno. E questo nemico non lo conosciamo, è invisibile, ma sappiamo che cammina con le persone. Quindi più ci muoviamo e peggio è. Ed anche il sindaco di Palermo e presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, è in piena sintonia con Musumeci. In Sicilia è troppo presto per rallentare le misure di contrasto al coronavirus, siamo ancora a rischio.
Lo sono prima di tutto i bambini e gli anziani delle nostre comunità. Condivido che la Regione continua a mantenere il divieto di spostamenti se non per motivi di estrema necessità.